Il maltempo chiude le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 3 novembre, anche nei comuni del Vicentino, compresi nella zona rossa interessata dal rischio idrogeologico che fa parte del bacino Vene B, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone. 84 i comuni interessati dall'ordinanza, compreso il capoluogo Vicenza. Il COC è aperto, quindi tutti gli enti preposti sono allertati. La regione ha chiesto alle prefetture di chiudere tutte le scuole in zona rossa, tra cui anche quindi le scuole della città di Vicenza. Capiamo nelle prossime ore come evolve la situazione, particolarmente l'attenzione è rivolta ai fiumi Bacchiglione e Retrone, anche la protezione civile è stata allertata. Allerta rossa sul fronte idrogeologico e stato di preallarme per criticità idraulica fino a tutto domani. Non si placa l'ondata di maltempo con piogge abbondanti, temporali, la cui fase più intensa è prevista tra la serata e la nottata, in cui si attende la nuova piena per il Bacchiglione, così come per il Retrone, dal quale è stato rimosso stamattina l'albero caduto lungo l'argine a Ponte San Paolo. Parchi della città chiusi anche domani e centro operativo comunale che resterà aperto tutta la notte per monitorare l'evolvere della situazione. Intanto sono pronti anche i sacchi di sabbia nei due centri di smistamento. Ci siamo già attrezzati tramite il gruppo dei volontari della Protezione Civile Comunale, i sacchi sono in buona parte già pronti, sono depositati presso la nostra sede della Protezione Civile e presso la MCPS e ovviamente a disposizione nel momento in cui dovesse per caso essercene bisogno.